Va ora in onda Spazio PU. Buongiorno Mimmo, a te la linea. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Oggi sono in trasferta e perciò non so per quanto riuscirò a durare. Sono dovuto scendere giù a Roma per impegni vari e fra oggi e domani incontrerò un sacco di vecchi amici con cui abbiamo fatto diverse battaglie, diverse manifestazioni contro quella che è la direttiva Bolkestein, che ha provocato un sacco di disastri a livello sia di commercio ambulante, ma anche di balneari e pure di pescatori. Insomma, noi viviamo in un mondo in cui invece che aiutare quelle che sono appunto le persone che investendo sul proprio lavoro, su se stessi e sui loro finanzi, i loro soldi, creano attività appunto indipendenti, però appunto viviamo in un paese in cui invece di aiutarli si affossano. Però vedo che appunto ogni tanto qualcuno si ripiglia, insomma. Per esempio noi per anni abbiamo chiesto che la categoria dei venditori ambulanti fossero riconosciuti come categoria disagiata, appunto, e usufruisse di quelli che sono i fondi o le opportunità perché appunto svolgere lavori usuranti e questo a noi non è avvenuto. Stava accadendo la stessa cosa pure con certe forze dell'ordine, per esempio la polizia locale e la polizia penitenziaria. Nell'ultima finanziaria erano stati appunto esclusi da quelle che sono le categorie usuranti, i lavoratori che fanno appunto lavori usuranti, che ti usurano proprio dal punto di vista fisico, nonché psichico o mentale. E però appunto su quello si sono accorti all'ultimo momento e pare che stiano apportando le dovute modifiche a questa finanziaria che appunto prevedeva la esclusione di questi lavoratori. Volevo chiedere alla regista se si sente bene e se appunto com'è anche gli altri ospiti della trasmissione, gli altri co-conduttori. Ci sono, Ti si sente Natalia? bene e ci sono sia Federico che Mario. Ok, Marco, allora sentiamo anche loro. Cosa mi dite? Io sono un po' frastornato perché sono 24 ore che continuo a prendere una caterva d'acqua. Praticamente dove mi sposto io, dove arrivo io, arriva il disastro universale. Mi manca l'arca e mi sentirei un po' come Noè. Prego, voi come siete messi invece a livello di tempo, di clima? Ma guarda Mimmo, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Federico, io sono nella soleggiata Lombardia, quindi in realtà oggi il tempo climatico è clemente, insomma, ecco, questa è la mia condizione. Io sono diretto di Milano, la mia città, e qua c'è un sacco di soli anche a Cinisello. Anche a Cinisello c'è sole e c'è la gente in spiaggia. Addirittura, beati voi che siete lì a Cinisello. Sì, ci sono la gente in spiaggia con le nutrie, è molto bello. Con le nutrie. Io qua sto cercando di inquadrarvi il campanile Santa Maria Maggiore, non so se riuscite a vederlo. Mimmo c'è talmente sole che c'è Roberto Fico che si aggira di qua, dice che ha vinto le elezioni anche qua a Milano. Mannaggia la mia, guarda, non ci si crede. Quello ha vinto con proprio delle elezioni bulgare, il 70 e passa per cento, è incredibile. Cioè, non è vero, Mimmo, a malapena il 60, non è stata una vittoria così, è stato De Caro che ha vinto con di più. Mi dispiace per il Movimento 5 Stelle che ha perso davvero più della metà dei voti, però loro sono convinti di aver vinto le elezioni. Io penso che i sondaggi in generale abbiano qualche problema, perché non hanno previsto troppe cose, dal boom della Lega in Veneto, che è un bellissimo risultato, insomma al disastro dei 5 Stelle, nelle loro roccaforti, Campania e Puglia, cioè se loro sono contenti e pensano di vincere così, a me va bene, glielo facciamo chiedere, facciamoglielo credere. Mi dispiace per la Campania che si becca uno come Fico che in vita sua ha lavorato un sacco, è una persona, un gran lavoratore,
Tra l'altro dove vivere in una casa condonata, è una barca meravigliosa ed è la persona giusta per la campagna, auguri. Perché? Perché è in linea con quello che è l'andamento del paese, giusto? Oh. Sì, Poi lo dice il nome, no? Lui è un fico, a lui è tutto sì, è concesso, ammesso e permesso. C'è Vediamo anche la canzone di che Morandi, disastri Pozzi, continua. Fico. No, volevo sentire Marco cosa ne pensava. Di che cosa, delle elezioni? Sì. Ma adesso mi sembrano risultati abbastanza scontati, cioè che il Puglia e Campania restassero al centro-sinistra, insomma, non mi sembra niente di che, tanto quanto che il Veneto restasse al centro-destra fa sicuramente, insomma, più notizia l'ottimo risultato della Lega, però non è, insomma, non sono risultati, ecco, così sorprendenti. Diciamo che se come reazioni, giustamente bisogna anche capire che il centro-sinistra tenderà a far pesare le uniche vittorie, insomma le poche vittorie che da diversi anni riescono a ottenere, che poi sono sempre quelle, l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Campania, la Puglia, cioè grosso modo sono quelli. La vogliano anche far pesare adesso alcune veloci dichiarazioni che ho letto, tipo che Fico ha battuto il governo, che mi sembra, vabbè, insomma, dai, un po' anche simpatiche, nel senso rientrano anche un po' anche un po' nel clima delle elezioni campane, insomma, nel senso che sta chiudendo una sceneggiata vittoriosa, lasciamoglielo anche fare senza troppe polemiche a riguardo, non cambierà molto. Sicuramente, ecco, se, come diceva giustamente Federico, pensano che questa sia una vittoria vera, quindi una vittoria strutturale che possa portare alle prossime elezioni una vittoria del centro-sinistra, diciamo che mi sa che aveva ragione Garofani, che quando appunto nelle famose intercettazioni che sono state, insomma, fonte di polemica della passata settimana, insomma, quando dice o troviamo un'alternativa, dobbiamo fare di tutto per far cadere il governo adesso, perché sennò il centro-sinistra, insomma, non vince più. Ecco, questa sembra il commento, per quanto inopportuno, e che secondo me dovrebbe far aprire indagini molto più serie sul ruolo del Quirinale all'interno delle istituzioni, che è un altro discorso. Insomma, ecco, mi sembra una lettura più verosimile rispetto al fatto che Fico abbia battuto il governo. Ecco, tutto qua. O che, insomma, era in attesa la vittoria del centrodestra in Veneto. Insomma, mi sembra che tutto si vada a confermare abbastanza. Invece sì, diciamo che dovrebbero far riflettere di più a molti le dichiarazioni estorte, insomma le dichiarazioni intercettate del funzionario del Quirinale. No, vabbè, ma quello era una cena privata con amici suoi, mica stava in una funzione istituzionale. Cioè, mi sembra che state esagerando da quel lato. Sì, hai ragione Mimmo, quando ai sinistri tutto è permesso e concesso. Allora, quando tu mimiti quelli di La 7, insomma, dovresti farlo più spesso, perché da un lato sei poco credibile, dall'altro però ti viene molto bene l'aspetto di caricatura, ecco, sì. È evidente invece, secondo me, che la questione legata a quelle, diciamo, indiscrezioni, a parte che non era una situazione privata, ma senza entrare nel metodo e nelle varie burocrazie di turno, vari formalismi, la realtà è che un funzionario del Quirinale, detto anche il funzionario del Quirinale, dato che ha ruoli alla difesa, dica che bisogna sovvertire l'ordine democratico per buttare giù la Meloni e il governo, secondo me aprono insomma degli scenari che dovrebbero essere presi in maniera molto più seria di quanto non faccia Repubblica o La 7. Ma ci può essere un complotto esterno per far cadere il governo? C'è qualcuno che trama al di fuori dell'amico Trump per far saltare Giorgia Meloni? Secondo me no, secondo me è tutto interno, cioè è interno all'Italia. Secondo me no, all'estero non lo so, ovviamente, però non mi sembra che il governo italiano viva momenti di grandi nemici. Sicuramente ci possono essere delle rivalità anche strutturali all'interno dell'Unione Europea,
insomma, non mi sembra che in questi anni il governo si sia mosso male o che si sia fatto dei nemici. Si vede anche con l'intesa che c'era per la gestione migranti con l'Inghilterra guidata dalla sinistra, con altri soggetti esteri come Di Rama che arriva dalla sinistra europea anche lui in Albania. Quindi mi sembra un governo che riesca a intessere molto bene, grazie a Giorgia Meloni, le proprie relazioni esterne. Poi magari mi sbaglio, non lo so, però questa è l'impressione che ho avuto. Viceversa, all'interno questo dà molto fastidio e si evince regolarmente dagli scandalucci di quart'ordine stile gossip che negli anni hanno provato a investire il governo, come quello sulle affermazioni definite sessiste dell'ex compagno della Premier, piuttosto che appunto le varie robe proprio da gossip che fa Report su dei cori sempre molto graditi per quello che mi riguarda, lanciati nelle sedi di Fratelli d'Italia dei ragazzini. Insomma, sono abbastanza stupidaggini. Non parliamo invece degli attacchi continui che sempre tramite Report, Repubblica, il solito accrocchio di giornalisti molto molto schierati cercano sempre di investire la Lega. Siamo alle solite, se vuoi. Il fatto però che il Quirinale, che è la massima istituzione italiana, che è la massima istituzione di garanzia dello Stato, uno dei massimi funzionari, definito anche il massimo funzionario vicino a Mattarella, dica e espliciti il fatto che o si trova un'alternativa a che cosa? Alla Meloni? Perché? Sei un funzionario del PD o sei un funzionario del Quirinale? E in alternativa bisogna farla cadere in qualche modo. Questo apre, secondo me, degli scenari che devono essere considerati anche in termini di magistratura. Il minimo dovrebbero essere le dimissioni di questo, e Mattarella, secondo me, dovrebbe andare a chiarire la posizione del Quirinale in Parlamento, non perché lui ne sia direttamente coinvolto, ma giusto per chiarire il fatto che in Italia, fino a prova contraria, c'è ancora un'elezione, c'è ancora un Presidente del Consiglio eletto, e non è il Quirinale che decide arbitrariamente le sorti del paese. Sì, forse dovrebbe anche pensare di gettare la spugna, appendere lo scarpino al chiodo del Presidente della Repubblica Mattarella, perché voglio rammentare a tutti che 14 anni di presidenza della Repubblica è un vulnus, come direbbe il nostro amico Gustavo Zagrebeschi, che ci ascolta sempre e che saluto. E nemmeno nelle monarchie esistono re che stanno a fare i capi di Stato per 14 anni. Voglio rammentare che l'odiatissimo Giorgio Napolitano, dopo qualche anno di secondo mandato, si dimise perché lui stesso considerava un abominio la rielezione del Presidente della Repubblica. Comunque ebbe il buon gusto di traghettare per un periodo d'Italia e poi dire: ragazzi, basta, perché questo non è normale. Invece vedo che Mattarella sta là imbullonato. Penso che, anzi, la mia paura è che l'abbiano imbullonato là e che lui non possa dimettersi, anche se lui vorrebbe, perché comunque ha un'età avanzata. Insomma, non è, ribadisco, normale 14 anni. Anch'io sono di questa opinione, insomma. Poi sono sempre ovviamente opinioni, no? Anche a me dà l'idea che Mattarella non mi sembra negli ultimi anni così particolarmente coinvolto da quello che da vedere nel tentativo di sovvertire l'ordine. Mi sembra quasi che un'assenza di alternativa, come si era già manifestata con Napolitano, un'assenza anche di capacità diplomatica del Parlamento al suo interno, quindi delle varie forze politiche che riescano a interfacciarsi seriamente, lo costringano al posto. Sta di fatto che non sarebbe per niente una cosa né disonorevole per Mattarella, e secondo me potrebbe essere anzi un buono stimolo per il Parlamento il fatto che lui imponga al Parlamento di oggi di trovare una soluzione alternativa a sé, ma non per sfiducia, ma anche perché, come giustamente dicevi te, non è una carica in realtà monarchica, è una carica elettiva. I 2 mandati ci sta in termini di emergenza, come noi siamo abituati a vivere in Italia. A livello istituzionale è sempre un'emergenza. Ci sta anche che magari questi qui si mettano d'accordo un po' e trovino magari anche una figura che non sia per forza aderente alle logiche del PD o della sinistra storica italiana.
Sarebbe curioso, però non saprei neanche chi mettere. Mimmo, te chi è che metteresti? Oltre a te stesso, io ti voterei, sia chiaro. Magnetta, Presidente della Repubblica, potremmo lanciare questa proposta, io sarei felicissimo. Guarda, ti seguirei. Ieri mentre Marco Castelli, ieri mentre scendevo a Roma, ho sentito su Radio 3 una trasmissione che fanno nel pomeriggio che parlavano appunto dell'evasione da Regina Coeli, di quelli che appunto poi sono diventati presidenti della Repubblica, cioè di Saragat e di Sandro Pertini. Se loro che sono stati a Regina Coeli sono diventati presidenti della Repubblica, ci potrei diventare anche io, insomma. Parliamone, in fondo, non mi sembra ma non come turista, ma come ospite, Mimmo. No, ma loro erano ospiti all'epoca. Beh, comunque io vorrei tirare le orecchie a Marco Castelli perché ha bruciato il nome di Mimmo Magnetto. Quando si fa il nome con largo anticipo è per bruciarlo. Il vero nome si tiene bello caldo fino all'ultimo, alla terza scrutinio, sì. No, Fede, bisogna invece sovvertire anche queste scaramanzie borboniche. Bisogna prendere in mano un nome forte come quello di Mimmo e condurlo assolutamente al luogo che merita, ossia il minimo finale. Non starebbe male, anzi lancerei per i nostri ascoltatori l'hashtag Magnetta al Quirinale e siamo solo all'inizio di una lunga marcia, direbbero gli amici maoisti, insomma, che amici non sono, ma vabbè. Mi piace, certo che avere anche l'appoggio dei cinesi che non guasta. Esatto. Io ho tanti amici cinesi, lo posso provare a chiedere. Non basto? Non vanti le credenziali di evasione, mi risulta, quindi. No, manco quelle fiscali. A livello fiscale io concordo e ci metto la mano sul fuoco, però Mimmo da quando prende la sua ricchissima pensione, questo vitalizio che l'INPS gli ha riconosciuto, è diventato un po' con la puzza sotto al naso e quasi inavvicinabile. Ci sono persone che dicono in verità Mimmo non esiste in forma fisica, ma solo in forma di anima e voce, e si presta a Radio Libertà 2 volte a settimana. Ma perché lui ha completato un percorso iniziatico impegnativissimo. Non per altro. Poi belli, arrivarci alla mia età con i percorsi che ho fatto io, insomma, mo non me le tirate fuori con le tenaglie, ecco, perché sono venuti fuori. Nonno Simpson. Era il 1900 a Barabat 2. Ti ho detto che ti voglio al Quirinale, scusa, quindi così che cosa dobbiamo fare? Anche questo. Potremmo, ma come portinaio, sapete che visto che siamo nello spazio più... Repubblica e capo delle forze armate, ammetto che mi divertirei molto. Insomma, sapete, a proposito di questo, io mi propongo come portinaio del Quirinale, ma ho letto che addirittura a Milano hanno fatto un bando in cui offrono l'assunzione come portinaio e in cambio gli danno solo il comodato gratuito. A me risultava che i portinai italiani, oltre che l'abitazione al comodato gratuito, pigliavano anche lo stipendio per pulire, per fare quelle che erano le mansioni dei portinai. Adesso invece il Comune di Milano ha stabilito questo bando in cui appunto si prevede che uno in cambio dell'alloggio debba fare i servizi. Cioè questo mi sembra sfruttamento del lavoro. Cioè noi stiamo veramente precipitando verso una situazione di poco rispetto nei confronti dei lavoratori italiani. Se arriviamo a chiedere a chi appunto dovrebbe essere assunto in maniera da dipendente, si debba pagare appunto, debba fare i lavori a gratis. Cioè, passi per la categoria a cui io sono appartenuto per 35 anni, che ha sempre tirato fuori soldi di tasca propria, ha rischiato di tasca propria perché in Italia per fare quel lavoro che prima facevano gli ultimi, cioè i venditori ambulanti, dovevi pagare sostanzialmente. Adesso arrivare a dire a uno che ha un lavoro che è sempre stato un lavoro dipendente, ti diamo la casa in cambio fai tutto il resto gratis. Questi sono fuori proprio di testa. Non so che è colpa dell'intelligenza artificiale o è colpa del fatto che gli esseri umani ormai non interessino più a nessuno. Mimmo, e con questa domanda ci sono a Milano, tu subaffitti la casa e ci guadagni. Il messaggio subliminale è quello, anche perché ci sono un sacco di professioni, sono anche le case a ore per delle professioniste particolari oppure case a ore per OnlyFans. Cioè gli utilizzi soprattutto nell'immediato centro storico di Milano delle case ormai sono quelli, quindi può essere un investimento interessante.
Cioè che perché praticamente uno si deve inventare un'attività abusiva, perché il subaffitto è una cosa abusiva, per poter prendere e campare. Cioè questa è un'istigazione alla illegalità, all'abusivismo continuo. No, Mimmo ci ha aperto la Repubblica con un articolo del genere dove racconta la storia di una ragazza che all'inizio per mantenersi gli studi, poi perché comunque si è trovata bene, ci ha aperto la prima pagina a Milano in un esclusivo quartiere, fa l'attività di escort e tra l'altro, visto che il governo ha fatto il codice Ateco, mi sembra già il governo Draghi lo fece uscire il codice Ateco per le escort, lei si paga anche i contributi e tutto il resto. Quindi come ben vedi Mimmo, Sì. il futuro è andato oltre le tue più rosee aspettative, ormai la vendita dei corpi è la normalità. Codificata anche quella. Mi era Sì. sfuggita questa del codice Ateco pure per le Mimmo professioniste. l'abbiamo parlato in una trasmissione. Alla fine è giusto, perché se uno lavora è giusto che si paghi i contributi, su quello non ci piove. Tuttavia avere un alloggio in una zona un po' più, come posso dire, strategica di Milano permette affari di più elevato livello, mi pare ovvio. Allora dopo è normale che uno vada ad abitare nella Alta Brianza o nella sperduta Brianza o nella sperduta Insubria, perché ti devi allontanare, capace che lavori a Milano o a Roma, ma devi andare appunto a dormire, a vivere a qualche centinaio di chilometri per poter sopravvivere. Ormai anche Cinisello è diventata cara, Mimmo, Los Angeles, non parliamo di Cologno Monzese, cioè posti che fino a qualche tempo fa uno manco immaginava, e invece ora l'esclusività si è estesa e quindi bisogna andare oltre. Vabbè, diamo questa esclusività alla regia che deve mandare la pubblicità. Dai, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Rieccoci sempre sullo spazio più da Radio Libertà del martedì pomeriggio. Vi devo dare l'indicazione del numero di telefono per la diretta, perché appunto volendo potete chiamare. Abbiamo una nuova... linea disponibile? Sì, ho scoperto che abbiamo una linea disponibile, perciò chi volesse collegarsi con noi può chiamare allo 02 92 94 72 22. Ho scoperto proprio qualcosa di pochi giorni fa, che se la nostra bravissima regista acchiappa la telefonata che arriva e la collega direttamente, siamo riusciti a ritornare in possesso della terza linea in pratica. Perciò se qualcuno ha qualcosa da dire ne approfitti ora, perché noi da Radio Libertà... Natalia, se potesse, leggesse anche gli insulti che arrivano su WhatsApp. Sì, perché io non sono in condizione di farlo da qua. No, Natalia, ci sei? Ci sono. Natalia, ci sei? Riesci a leggerci qualche insulto che ci mandano via WhatsApp? Al momento non sono arrivati ancora WhatsApp.
Mamma Io mia, non so vuol dire che... controllo. Vabbè dai, va bene così, sono depresso già. Vabbè, visto che ci stiamo parlando addosso, volevo approfittare della presenza di Marco Castelli, che è il nostro, oltre che essere un apprezzatissimo sociologo, è il nostro dottore ed è anche l'unico laureato che ha l'onore, insomma, che abbiamo l'onore di ospitare allo Spazio Pio, e quindi insomma è sempre un'emozione averlo con noi. Lui ha questa finestra, parlando dall'Insubria centrale, giustamente un po' più vicino al Tamigi, all'Ottemanica, a Londra, rispetto a me, a Mimmo che è detto da Roma. Io invece sono in diretta dal nord Milano, quindi sono chilometri e chilometri che mi allontanano e ci allontanano da Londra. Invece Marco Big Ben lo vede benissimo quando apre la finestra la mattina. E volevo chiederti, insieme ai lavori sulla Cantoni c'è il Big Ben. 5 o'clock. A parte gli scherzi, volevo sapere se tu sapevi qualcosa in merito a quello che sta succedendo nel Regno Unito, perché arrivano notizie, insomma, che i laburisti vogliano tradire Starmer, lo vogliono far fuori, perché il premier britannico laburista, insomma, è stato un disastro, almeno nei sondaggi e nella gestione, e quindi il suo stesso partito lo vorrebbe far fuori. Tu sai qualcosa in merito? Ma non di più di quello che dei rumors che si sentono, quindi sembrerebbe che ci sia questi strani movimenti, insomma, all'interno dei partiti del Labour Party. C'è da dire che adesso, al di là del gioco di palazzo, quello che si sta verificando nel Regno Unito è, insomma, diciamo, una serie di eccessi un po' strani, Fede, perché capisco che c'è una conduzione appunto di attrazione progressista, capisco che c'è una nuova impostazione probabilmente della monarchia con il re Carlo, che è sempre stato anche molto attento alle minoranze, agli arabi, alla Palestina, all'Islam, a tutta una serie di anche di tematiche che potrebbero avvicinarlo, anche erroneamente, insomma, se si estende l'analisi, però insomma si potrebbero avvicinarlo all'aspetto legato all'immigrazione, alla tutela dell'Islam e delle minoranze. Però insomma si vivono degli eccessi soprattutto nella City di Londra, ma anche un po' nel resto dell'Inghilterra, che probabilmente stanno facendo un po' vacillare tra le altre cose anche il consenso a Starmer interno, perché appunto abbiamo visto in tanti nei mesi scorsi scene abbastanza agghiaccianti, secondo le quali appunto la polizia ti entra in casa per un tweet, se esponi la bandiera con la croce di San Giorgio rischi di essere appunto accusato, indagato e arrestato per istigazione all'odio razziale, islamofobia, eccetera eccetera. Sicuramente insomma la condizione sociale non aiuta, non stanno neanche vivendo un momento di grande boom economico interno, e secondo me il posizionamento sugli esteri dell'Inghilterra sta cominciando insomma a magari pensare di far cambiare guida al Labour Party, il quale è ritornato, ricordiamolo, alla guida dell'Inghilterra dopo un bel po' di anni a guida Tory, quindi a guida conservatori. Alcune leggi tra le più liberticide in realtà dell'Occidente arrivano dall'Inghilterra, e insomma molti, soprattutto gli inglesi originali, sembrano cominciare a essere molto sofferenti. Il piano dei laburisti negli anni è sempre stato quello di aspettare e vincere, ritornare insomma al potere, godendo anche di buona parte del voto degli immigrati, e insomma adesso come adesso secondo me sono di fronte a una scelta, quindi o ritornare a avere un partito laburista che parla del lavoro, che parla del posizionamento sociale anche della classe media inglese, della classe lavoratrice inglese, e via dicendo, oppure se rischiare di morire come tante sinistre progressiste europee dietro a immigrazionismo e politicamente corretto. Marco e Federico, perdonate l'interruzione, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno fra pochi minuti, perciò lascio in buone mani il proseguimento di questa trasmissione. Saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e alla prossima. Ciao.
Ciao Mimmo. Capito, poi c'è il posizionamento sugli esteri dell'Inghilterra con l'impegno ucraino e non solo, sicuramente ha determinato un po' di malumore interni al partito, uno dei due partiti di fatto di rappresentanza inglese. Invece come la vedi questa cosa qua di Starmer? Beh, è una cosa clamorosa. So che ci sono state delle vere e proprie rivolte sedate con un'oppressione mai vista. Vedendo e sapendo la storia di Robin Hood mi fa quasi specie, perché per molto meno il popolo inglese innescò una rivoluzione vera e propria, no? Che portò alla Magna Carta Libertatum, cioè all'inizio del costituzionalismo, del parlamentarismo moderno, che nascono là. Quindi ho avuto anch'io notizie di persone arrestate perché pregavano i luoghi dove era vietato, ovviamente cristiani, non persone tipo il sindaco di Londra, che è di origini pakistane, di fede islamica. So anch'io che ci sono fortissime tensioni, so che anche il partito di Farage, Reform UK, è il primo in tutti i sondaggi, cioè in verità hanno paura, una paura pazza cioè il governo britannico ha paura del suo popolo, almeno da quello che ho capito io. Ma e vedere la non c'è più fede, cioè nel senso che ci sono pakistani, lo so che è brutto da dire, però ragazzi, quando ci sono pakistani, arabi, indiani, che non è che vadano male gli individui di per sé, ma che tu hai una frammentazione etnica, è una frammentazione di riferimenti culturali, è una frammentazione di valori e ovviamente è difficile trovare poi una quadra quando ci sono sistemi di valori, sistemi di leggi che devono cercare di mettere insieme tutti ed è un po' difficile con usi e costumi differenti. Se a questo uniamo, ripeto, una posizione internazionale complessa, ma non perché l'Inghilterra non sia forte, è perché in questo momento, in questi anni, la posizione internazionale di tutti è complessa. In questo Starmer si trova tra l'incudine e il martello, ripeto, o ritorna Nettori a essere i Labour una forza di riferimento per il lavoro, che un po' deve essere a mio avviso la mission delle sinistre europee, o altrimenti finiranno schiacciati dal caos sociale e dall'immigrazionismo e dal politicamente corretto. Beh, per ora se ne stanno fregando altamente dei lavoratori e quindi vedremo come andrà a finire. Certo è che resto basito per la situazione, mai mi sarei immaginato nel Regno Unito un disordine del genere, un arroccamento antipopolare, e comunque c'è una maggioranza inglese o di immigrati irlandesi, polacchi, italiani che comunque la vivono, si sono stabiliti, comunque una popolazione europea che vive nel Regno Unito, che dei valori di base ce li ha e sta soffrendo molto. Ha fatto una finanziaria piena zeppa di tasse che sta per arrivare, cioè che è stata presentata e sarà approvata dal Parlamento inglese, e là la gente è un po' più insofferente di no alle tasse. Mi fa specie Elly Schlein, Giuseppe Conte, che dicono che la pressione fiscale in Italia è troppo alta, la pressione fiscale è troppo alta, quando invece nel Regno Unito sta arrivando una mazzata che fa quasi ridere il signor Monti quando ha governato l'Italia, quando fece la finanziaria famosa d'acqua e sangue. Ecco, nel Regno Unito con il governo laburista è la normalità. Vedremo come andranno le cose, anche perché ci sono altri scenari interessanti, Marco. A me un'altra notizia che mi ha colpito, ad esempio, è il fatto che 6 compagnie aeree abbiano sospeso i voli per il Venezuela. Si dice tanto, no? Alla fine non attaccheranno qua di là, però è una situazione di stallo che a volte sembra accelerare, a volte frenare. Sì, ne avevamo già parlato, no? Se ti ricordi qualche settimana fa. Il Venezuela adesso noi stiamo vedendo, secondo me, la cena imbandita, cioè la situazione ormai è questa e ci stiamo accorgendo di qualcosa che in realtà è stata preparata ed è figlia ed è conseguenza di tantissimi anni di malgestione interna e nei confronti delle relazioni con l'estero. Ci sta, secondo me, che alcune compagnie aeree scelgano la sospensione dei voli. Poi uno può dire no, ma vedi, è una pressione indiretta per far cambiare il governo. Non lo so, sinceramente, se fossi nei panni di un direttore delle compagnie aeree
e leggo che ci sono insomma una serie di problematiche reali e concrete a sorvolare certi cieli, onestamente me ne priverei volentieri, ecco, delle rogne che ne seguono. Maduro, secondo me, deve farsi due conti, perché non è un attacco dall'esterno isolato degli Stati Uniti perché vogliono semplicemente tornare a comandare nel proprio giardino di casa. È una condizione che vede il popolo venezuelano, l'economia venezuelana, la stabilità interna venezuelana al pari di un paese disastrato dalla guerra. Cioè l'Ucraina, dopo 4 anni di bombardamenti, è messa meglio. Sì. Ok? E lì non ci sono stati 4 anni di bombardamenti, ma ci sono stati anni di malgestione, malgoverno, follie dell'imperatore, citerei un famoso cartone animato, e l'imperatore in questione è Maduro, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, inimicandosi ovviamente gli Stati Uniti, ma quello potrebbe anche essere accettabile, cioè non è che per forza di cose uno deve essere schiavo di Washington, come direbbero alcuni. Però non devi far mancare nulla alla tua gente, ecco, non fa mancare di tutto a tutti, comprese delle relazioni internazionali degne di questo nome. E questo ovviamente lo isola e lo pone come un bersaglio semplicissimo per chi ha dimostrato negli anni, nonostante tutto, di essere ancora la superpotenza globale che sono gli USA. L'ambiguità anche con i narcotrafficanti, Fede, insomma, è difficilmente accettabile, non so se sei d'accordo. Lui può dire che non è vero, però insomma le ambiguità mi sembra che siano forti e le prove a sostegno dell'estraneità di Maduro siano molto deboli. Sì, no, vabbè, là la cocaina gira parecchio. Tuttavia c'è la Colombia a fianco che fa molto di più e molto meglio a livello di produzione e smercio, quindi mi sarei aspettato una cosa simile anche in Colombia, invece la Colombia non è toccata. Sì, è vero, evidentemente negli anni la Colombia si è ripulita, non perché evidentemente, cioè nel senso anche io non vengo dal bosco, è ovvio che la Colombia abbia una serie di collusioni con il narcotraffico internazionale, non parlo dello Stato ma del territorio. Bene, esistono le forze anti-FARC, esistono le forze anti-narcos, la Cali, che è una regione che era molto nota anche per la produzione appunto di cocaina, ha fatto anche un'operazione di restyling, come direbbero quelli bravi di oggi, di brand washing. I turisti, se vanno in Colombia, se evitano ovviamente i peggio quartieri, ma questo vale per qualsiasi posto del mondo, sono tranquilli, sono ben considerati. Vai in Venezuela e non mi ricordo, per una delle professioni che svolgo, insomma, mi ero informato, hai tipo una speranza di vita di 2 ore se non sei super armato da quando scendi e percorri 100 metri fuori dall'aeroporto principale, e hai una speranza di vita o di non essere aggredito che dura circa 2 ore. Questo è stato calcolato da esperienze dei turisti. Cioè, non è accettabile, capisci? E un regime change, e quindi il famoso colpo di Stato, cambio di governo, è a mio avviso anche in questo caso molto probabile. Poi non si sa mai, poi magari con Trump si trovano l'accordo, si trova la quadra e non avviene, però insomma la vedo un po' difficile. Staremo a vedere quello che accade, seguiamo. Ovviamente l'attenzione c'è forte perché diciamo che la comunità italiana in Venezuela è numerosa e dalle notizie che ho anche assediata, cioè vivono in zone recintate perché così bisogna vivere là per non perché il crimine e la violenza a livelli impressionanti, che insomma forse Kabul è sicuramente più sicura, ecco, è meglio governata e fa specie per un paese come Venezuela che naviga letteralmente sul petrolio, sulle risorse naturali e potrebbe vivere di rendita, eppure invece è ridotto insomma alla fame dall'imbecillità e l'incompetenza della giunta di Maduro, che ha corrotto insomma tutti i militari, che paga in dollari, perché la moneta locale, il bolivar, non vale più niente. Insomma, è una situazione che manco a Cuba si direbbe, o in Nicaragua. Cose... No, davvero, è una cosa allucinante. Marco, volevo sentire anche 2 parole da te su una misteriosa chiamata che Xi Jinping, il presidente della Repubblica Cinese, ha fatto a Trump riguardo sia al conflitto russo-ucraino che Taiwan.
Io sono molto scettico, penso che non si arriverà a una pace, anche se tutti i media insomma remano in quella direzione. Vedo che le posizioni sono molto distanti tra i due contendenti e mi fa specie però la chiamata di Xi Jinping a Trump. C'è qualcosa che bolle in pentola? Ma allora, che i rapporti siano molto forti tra Stati Uniti e Pechino è evidente. Comunque sia, è positivo. Io leggo sempre positivo quando ci sono telefonate, anche se si mandano al diavolo. Come tu sai bene, una delle mie competenze che è quella sulla sicurezza. Mi ricordo bene quando mi spiegavano che finché si parla non si spara, ok? Quindi va benissimo. I temi sono tanti, la telefonata segue anche l'incontro di qualche settimana fa famoso che aveva insomma strappato dei punti di accordo tra le due superpotenze. In mezzo ci sta che si parli della guerra che è in Ucraina, anche secondo me non si arriverà a un dunque per tutto novembre. Secondo me da gennaio-febbraio si comincerà in realtà a imbastire qualcosa, perché siamo in uno stallo da tempo, quindi anche il piano, che avevo dato un'occhiata al piano che Trump aveva proposto sul tavolo di pace, e Zelensky sembra ritenere accettabile, che non è né più nemmeno quello che si sostiene da tempo, ossia congelare il fronte e cedere territori ora occupati dai russi e buone, insomma, ecco, senza avere grosse altre pretese da parte della Russia, se non la dichiarazione di non adesione dell'Ucraina alla NATO, insomma tutta una serie di cose più che accettabili, anche perché in 4 anni comunque sia più di lì i russi non si sono riusciti a spingere. Anche secondo me però insomma Zelensky insomma si è dichiarato favorevole. Secondo me adesso Putin se si dichiara favorevole a quello, a mettere abbastanza una mezza sconfitta, per non dire una sconfitta ampia, quindi sulla telefonata in realtà me non stupisce, mi fa piacere. Ci sia dentro Taiwan non mi stupirei, ci sia dentro ancora il discorso dei semiconduttori non mi stupirei nemmeno se si parlasse ancora di TikTok negli Stati Uniti, perché in vista delle elezioni del midterm Trump ha interesse anche strategico nazionale che TikTok abbia il controllo del social per quello che concernono i territori statunitensi. Quindi questo secondo me è sensato che ci sia stata questa telefonata. Sembrerebbe che si parli anche del traffico di fentanyl, e che diventa altro argomento molto interessante in un periodo di guerre ibride, ossia quanto la Cina favorisca la diffusione degli oppiacei come il fentanyl, quindi a basso costo ma ad altissimo impatto per chi ne fa uso e abuso, e quindi in sintesi di creare veramente alcune zone animate da zombie, purtroppo, no? Negli Stati Uniti. Insomma, i temi sembrerebbe che siano tanti. Bello che se ne parli, cioè nel senso, mi fa più piacere che i due si parlino piuttosto che si chiudano in un muro reciproco. Come finirà non lo so, nel senso che la Cina continua a essere l'interlocutore, la seconda superpotenza. Gli Stati Uniti comunque continuano a mantenere il primato. La Cina sembra che, almeno leggevo alcuni analisti, che insomma negli anni ha frenato un po' il suo piano di sviluppo, espansione e acquisizione di aree di influenza. Viceversa, gli Stati Uniti, dopo aver, insomma, come è naturale che sia, subito qualche colpo sullo scacchiere globale, siano risaliti saldamente in testa alla guida del mondo. Un po' di opinioni, insomma, se ne sentono di ogni. Secondo me la cosa interessante è che ci sia stata questa telefonata. Ecco, non so Putin come l'abbia presa, onestamente, perché sappiamo che è un'alleanza di comodo, no, quella con i cinesi, Fede, e il fatto di vedersi sempre scavalcato e essere considerato ormai non più il numero 2, e in maniera palese essere
di fatto un appendice di Pechino. Non so questo come faccia pensare non tanto il presidente della Russia quanto quella che veniva chiamata ancora la Russia bianca di San Pietroburgo, che ha sempre voluto invece uno sguardo più verso Occidente, più essere amici dell'Occidente piuttosto che dell'Estremo Oriente. Ecco. Vedremo cosa accadrà nel breve e medio termine. So che comunque c'è un progetto americano per attrarre la Russia comunque nel sistema occidentale, perché la vera paura insomma del sistema anglo-americano è il famoso Irtland, cioè la fusione tra Cina e Russia, le risorse sia umane che naturali dei due paesi, insomma andrebbero il blocco terreno euroasiatico andrebbe a mettere sotto scacco insomma la potenza navale dei mari che sempre il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno rappresentato. Almeno quello che si dice, certo che il mondo cambia a una velocità impressionante. Ora i famosi BRICS insieme fanno più della metà della ricchezza mondiale. Non c'è un punto fermo, ecco, è un continuo cambiamento, un continuo movimento. Quindi Però secondo te, scusa, un'opinione tua estemporanea anche telegrafica, sai che il Donbass è la zona più ricca di terre rare, ok, dell'Ucraina? Non è che sia il Congo, però è abbastanza ricca di terre rare. Ora, sai che tutte le terre rare in Africa sono state acquistate negli anni dalla Cina. Poi c'è stato il passaggio del Sahel, sempre dalla Francia al blocco russo-cinese. E secondo te Trump lascerebbe così andare ancora un'altra zona ricca di terre rare sotto il controllo russo-cinese senza battere ciglio? A me sta cosa qua lascia un po' perplesso. Ho l'impressione una chiacchierata tra amici fatta in pubblico. Secondo te? Io so che comunque ci sono accordi, cioè ci sarebbero accordi economici tra le due parti, non a caso insomma Putin ha mandato il suo consigliere economico più fidato a trattare negli Stati Uniti per i famosi 28 punti, che è un accordo che è poi stato stracciato per 19 punti. Anche là insomma è un caos e non si capisce bene dove si voglia andare a parare. So che gli Stati Uniti non hanno insomma messo le sanzioni alla Russia come ha fatto l'Unione Europea, quindi so che comunque sotto traccia si compra sempre e quindi è una strana diplomazia compratora, come si direbbe. Marco, dobbiamo andare verso i saluti perché il tempo è tiranno come al solito. E allora un abbraccio a te, a Mimmo, a tutti i cari ascoltatori dello Spazio Più e alla prossima volta quando mi vorrete sentire. Grazie ancora a voi ragazzi. Un saluto alla regia, grazie di tutti, restate sempre qua all'ascolto di Radio Libertà. Buona serata, grazie Marco. Avete ascoltato Spazio Più.